Eccoci qua, siamo nella seconda puntata di Sottobanco. La prima è andata, è stata un'emozione enorme, veramente. Anzi, ero talmente emozionato che mi sono dimenticato di mille cose. Allora, la prima cosa che ci tenevo a dire, vedendo anche come è venuta fuori la prima puntata, è che siamo nel murales di un ragazzo molto importante per noi, che si chiama Dario, che lo salutiamo. E niente, nelle prossime puntate saremo più larghi su questo argomento, quindi volevo salutarlo. Ci ha dipinto questo bellissimo murales alle nostre spalle che si chiama il Monte Blu e insomma vi spiegheremo, ve lo presenteremo magari. Niente ragazzi, allora, che emozione. Siamo nella seconda puntata e prima di ovviamente presentare il nostro ospite ci tenevo tantissimo a salutare la nostra voce fuori campo. Ciao Ricky, ciao Giulio, Oddio, dove sei? ma soprattutto benvenuto Riccardo. Grandissimo. È un piacere averti qua con noi. Grazie mille anche per me. Ricky, allora, qui abbiamo alla mia destra Riccardo che oggi ci racconterà un attimo quello che lui, insomma, in questi anni è riuscito a creare con la sua community, dal suo profilo Instagram, dal suo profilo TikTok, non solo. Ricky, come stai? Ciao bro. Bene, bene. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, intanto è uno studio fighissimo, il Morales come dicevi è stupendo e già questo dà vibes molto positive. Cosa molto importante, no? Che si collega anche un po' alla mia storia perché la svolta è stata appunto, e adesso ne parlerò, quando ho cominciato a voler trasmettere queste vibes positive, che fa un po' slang, no? Però in realtà è quello che poi realmente è accaduto. Io ho un motto Sentiamo, che sentiamo. è... Ricky ragazzi lo conoscerete in questa puntata, è una persona molto estroversa, infatti l'abbiamo invitato apposta perché penso che non ci sia nulla di più bello che vedere una persona che magari non è stata magari diciamo baciata da una parte dalla fortuna, dall'altra invece l'ha fatta diventare il suo punto di forza. Bravissimo. Questo infatti è il motto, perché il mio motto è rendi la tua debolezza il tuo punto di forza. Grandissimo, Eh, grandissimo. ci è voluto un po' di tempo per capirla questa cosa, non è semplicissimo accettarla, però ti dico che quando lo capisci, lì secondo me, almeno nel mio caso, c'è stata la svolta della vita, perché ero considerato da tutti quando ero piccolo il bambino diverso, appunto per la mia malattia che loro non possono ancora vedere, cioè chi non sa che cos'è, perché appunto Esatto, adesso se vuoi un attimo io... introdurre questo piccolo passaggio. E allora la mia malattia è la paralisi cerebrale infantile che non mi permette di camminare autonomamente, infatti io per spostarmi uso un deambulatore posteriore. Ora non si vede perché sono seduto, però Che tra comunque l'altro è uno strumento super trap, scusami. è trappissimo, infatti per questo è il disabile trap, ok? Abbiamo- Il No, disabile trap, bro, è la cosa più trap che possa esistere. è wave. Niente, allora Ricky, sicuramente ti lascerò parlare e soprattutto ti spiegherai insomma tutti i tuoi passaggi. Allora, intanto ti volevo un attimo spiegare il gioco di sottobanco. Ok. Non prendere paura. Praticamente noi partiremo. Attenzione, Sì, praticamente. Voce, aiutami. Noi io partiremo. ti aiuterò o ti metterò in difficoltà. Esatto. Vediamo. Vediamo. Voce, cerchiamo di essere amici, per favore. Quindi ad una certa ti chiederò, Ricky, metti la mano sotto banco e da lì Ok. verranno fuori degli oggettini e insomma, Ok. tu sei pronto? Sono sempre pronto. Ok, allora andiamo col primo oggetto. Ah, così. Così, subito. Poi sbam. Attenzione, attenzione. Uh, No, ho paura di quello che potrei trovare. Devo sempre prendere per le lunghe perché non so cosa è. tu prendi. È un ragno, qualcosa che mi morde. Può essere di tutto. Può essere di tutto, vediamo, vediamo. Attenzione, Il primo oggetto. il primo oggetto. Cosa ti ricorda tutto ciò? Io leggendo un po', Ok. vediamo, Ho sentiamo. capito subito, lo stavo guardando perché tra l'altro ha dei colori stupendi che c'entrano molto con quello che secondo me stiamo per dire, che è stata la mia prima fase da post scuola. Perché il primo lavoro che io ho fatto è stato lo stilista, in cui praticamente avevo una mia linea di abbigliamento e credo che
si colleghi molto a questo, Assolutamente. perché avevo una linea di abbigliamento che mi ha permesso di fare sfilate in tutto il mondo, di vestire grandissimi nomi, come la prima modella al mondo con la sindrome di Down, che è Madeline Stewart. È stato, penso, l'onore più grande della mia carriera a Malta. È stato meraviglioso, e questo percorso, diciamo, mi ha permesso di farmi un po' da trampolino per quello che comunque Sì, sto diciamo facendo che ti adesso. sei fatto conoscere in primis quando facevi questa attività, se mi Esatto, ricordo. esatto. Io ero riconosciuto perché ero lo stilista, e da lì è nata un'altra fortissima, grande passione che c'è sempre stata, ovvero quella dei social. Però lì è proprio esplosa, cioè nel senso, io vedevo che volevo molto buttarmi. È stato il tuo primo contatto, diciamo, Sì, perché comunque, col sai, pubblico. certo, la mia vetrina pubblicitaria erano i miei profili social, quindi comunque li mantenevi in un certo livello, facevi sì che le persone eh, sapessero che cosa trovare e come farlo, quindi tutto super mediaticamente forte. E da lì ho capito che però la mia passione grande erano i social, e quindi poi portare il mio messaggio sui social è diventato quello che per adesso è ciò di cui mi occupo tutti i Guarda, io ti giorni. dico, io ti ho conosciuto... Aspetta. Sentiamo, Facciamo un passo indietro. vai. Ricky, tu non ti sei però presentato benissimo. Noi vogliamo sapere un po' di più di te. Attenzione, guarda che è tremenda voce oggi. Hype, voce fuori campo. Ok, voce. Tu sei un creator, giusto? Sono un creator digitale, sì. Esatto, Sì, sì, Riccardo Aldighieri, giusto? sì. Per chi non lo conosce, Riccardo Aldighieri, mi raccomando ragazzi, seguite i suoi video motivazionali, sono veramente una figata, ma soprattutto è un argomento molto delicato, che secondo me non tutti in Italia magari lo trattano così Ma frequentemente. ti dirò, è un argomento delicato che però io, soprattutto ultimamente, cerco sempre di sdrammatizzare portando questo format, le sfide di Riccardo, che appunto fanno vedere me che mi metto alla prova con cose che sono complicate, tipo camminare per lunghi spazi, tipo arrivare alle cose da solo, piuttosto che, non so, fare le cose che per gli altri sono normali, ma che per me sono difficili, ad esempio cucinarmi qualcosa. Quelle sfide di Riccardo sono un po' il life motive, diciamo, di ciò che affronto adesso, e quindi, se il motivo è questo, se io riesco a fare questa cosa che per me è molto complicata, tutte le persone che magari mi guardano e mi seguono possono trarre ispirazione per fare cose che per loro Assolutamente, sono no, ma complicate. questa cosa qua è, bro, oltre... Ma Riccardo, tu pensi che queste sfide Dove sei? Cioè, Dove sei? sono qui? Ci sono, ma non mi vedi. Tu pensi che queste sfide possono essere una sorta anche di allenamento? assolutamente sì, infatti è tipo una fisioterapia autoprodotta, perché sì, ha un grande allenamento, sì, sì. Beh, sicuramente chi ti segue, insomma, da quando sei piccolo, penso che abbia notato solo vantaggi di questa attività sui social. Ma ti dico, io in primis li ho visti, perché comunque sento il mio corpo, sento e vado molto fiero del fatto che ha sempre più resistenza, e che riesco magari anche in attività che una volta davvero non erano così semplici, nel senso che è molto più scorrevole il tutto adesso. Madonna, cioè, pensa che, raga, qualche settimana fa Riccardo è venuto a trovarmi a un live di un artista e sono rimasto piacevolmente colpito perché c'era migliaia di persone e Ricky, cioè, proprio se ne fotteva di A me tutto. fotte sega, posso dirlo? Puoi dirlo? Ma diciamolo, se va fatto, facciamolo. Puoi Allora, raga, dire tutto quello che vuoi, Ricky, tutto. allora, la voce fuori campo mi è di nuovo simpatica. È inquietante il fatto che non possa vederla. Però vi dico, raga, cazzo, se va fatto, fatelo sempre. E chi se ne frega di quello che pensano gli altri? Ma Eh sì. chi se ne frega? Cioè, Ecco, basta ma anche sta finto cosa... buonismo, cioè, mi sono rotti i coglioni. Quanto te ne sei Diciamo fregato te? cose, ma tanto, ma bro, ma è l'unico modo per farcela, capito? La gente deve sapere, ok, che finché il loro pensiero, il loro modo di vivere è condizionato da quello che gli altri vorrebbero che fosse, però hai Certo, capito, insomma, certo. non saranno mai felici. Cioè, siamo felici solo quando ascoltiamo veramente noi stessi, e quando entriamo nel life motive che possiamo veramente fare tutto. Però dobbiamo mollare tantissime cose, eh. Dobbiamo mollare le paure e le insicurezze, che il 90% delle volte non E derivano quando è che da noi. tu hai iniziato a dire, ok, siamo partiti dallo stylist, da comunque un mondo molto ampio, ho visto subito che hai avuto tanti consensi,
importante. Ma Allora, possiamo dire una cosa. vai. Ho avuto tanti consensi e ne sono immensamente felice. È anche vero, bro, che nel mio caso, fortunatamente, ho anche un carattere. Io non litigo con le persone, solitamente. E diciamo che magari so anche farmi voler bene. Magari per altri non è così semplice, perché, cioè, vorrei che passasse il messaggio che eh, quando sei veramente te stesso, ed è quello che io ho imparato negli anni, dopo le cose arrivano molto più facilmente. E io ho capito fin da subito che essendo me stesso potevo veramente ottenere quello che faceva per me. Beh, il fatto che tu comunque non abbia sentito negli ultimi anni il disagio di essere, insomma, di essere visto dagli altri, perché tu ti senti normalissimo come qualunque altra persona, magari dipende anche da come la vivi. Tu, io vedo come sono le tue stories tutti i giorni. Tu sei uno che Aiuto. se ti svegli Tu sei felice e uno lui dei veramente ti stretti. racconta che è felice. Si sveglia che ha le palle girate, Riccardo ha le palle girate. Ma sì, ma raga, ma dai, basta, perché comunque fondamentalmente, cioè, è così, nel senso anche l'altro Sei real, giorno, bro, sei real, sei sono super Io, real. real. io penso che la mente vale più del corpo, no? Certo, Assolutamente. assolutamente. Ma io adesso ti faccio una domanda. Il giudizio delle persone è mai stato un tuo limite, anche solo all'inizio? Certamente. È stato un limite fino a quando ho capito che ero io che gli stavo permettendo di essere un limite. Bravissimo. Numero uno. Cioè, questa cosa... E sbam puttane! È trap. Sono arrivate le pizze. Numero uno, Ricky, grandissimo. No, bello, bello, bello che parlare con te, anche perché quando ci si vede dai No, social... però adesso ovviamente stiamo un po' stentando la parte trap, ma vi garantisco che ho anche una grande sensibilità. Ma Nel senso si che vede, Ricky, si vede che sei una persona speciale, assolutamente. Bro, io ti dico, insomma, il primo oggetto ti è andata benissimo. prima oggetto mi ha riportato alla mente bei ricordi, perché comunque questa parte del mio lavoro, che è stata lo stilista, sono tutti bei ricordi, che appunto, come dicevo, sensibilità sicuramente me l'hanno anche fortificata, perché ho visto tante realtà diverse, ho visitato tanti posti e ho potuto capire, perché facevo sfilate di beneficenza prevalentemente, non ci siamo soffermati su quello, però ho sempre cercato di aiutare chi aveva ancora più bisogno di me e quindi ti fortifica tanto Bellissimo, la bellissimo, perché sensibilità. secondo me è da lì la base, no? Sì, Nel momento in cui sì, tu non vedi che è un limite, anzi è un aiuto per gli altri, assolutamente. cioè, bro. Invece noi non abbiamo visto bene che cos'è quell'oggetto. Ci puoi spiegare che cos'è? Questo oggetto è la base praticamente del lavoro che facevo io, perché ti spiego, sono tutti fili intrecciati, ok? E il tessuto è composto da tanti fili messi insieme che intrecciandosi diventano tessuto completo. E ovviamente nel lavoro che facevo io, gran parte era anche scegliere i tessuti per poi realizzare gli abiti. E la regola era che ogni donna, ogni ragazza, ma comunque in generale ogni persona che indossava un mio capo doveva sentirsi speciale. Perché il compito della moda, a mio parere, deve essere questo, farti sentire bellissimo quando indossi qualsiasi cosa perché tutti siamo bellissimi, ma è compito di chi ci veste o che ci arricchisce con gli accessori e enfatizzare questa bellezza, secondo me, che abbiamo tutti. Ecco, raga, Tutti. da quando sono vicino a Ricky mi sento anch'io bellissimo. Ah, Grandissimo Ricky. Allora, bro, è arrivato il momento, secondo oggetto. ero Vamos. qua che temevo. Allora, ragazzi, ci vorranno 15 minuti per trovare questo oggetto, quindi intrattieni che io faccio cose intanto. Noi abbiamo tutto il tempo. No, sono io che procrastino i tempi per Vai, l'ansia. vai Ricky, prendi il secondo oggetto, vediamo, attenzione. Sta roba degli oggetti mi piace un casino perché... ma che a noi ci piace che... Oddio, che cosa? Sento già che è un Attenzione. Prima di aprirlo, attenzione. ansia nazionale. No, devo spostarmi e prendere aria subito, bravissimo. Hai già capito? Tirami ancora più in là, così siamo vicini, fai sostegno morale. Ok, Cosa ci c'è siamo. scritto? Allora, queste cose, raga, Allora, Ricky, ragazzi, è un ragazzo molto sensibile. appunto l'ho appena detto. E ho anche le sensazioni, cioè io ho già capito che questa cosa è un po' delicata. No, è una cosa molto bella, è una cosa che tutti noi abbiamo, tutti noi amiamo. Stai tranquillo. So che Oh. è un argomento Sì. molto, molto bello, secondo me. Ok, la posso farlo vedere? Se vuoi farla vedere, assolutamente. Questa è la mamma di Ricky, Esatto. grandissima, bro. Allora, io ho guardato il tuo profilo e ho letto tantissime cose.
Però ho visto delle cose che mi hanno segnato tanto me. Io, come tutti, amiamo la nostra madre, ok? Però ho visto che tua mamma già Ha un rapporto con me che è molto speciale. E sai cosa? Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, scusami se ti ho interrotto. Vai, figurati, bro. Però è un tasto che è molto di cui è molto importante parlare. Io enfatizzo sempre molto l'importanza delle persone, no, che ci danno una mano anche ad arrivare dove noi vogliamo. E ovviamente con gli strumenti magari che noi non vediamo. E i miei genitori, mia mamma in questo caso stiamo parlando di lei, ma sono stati indispensabili in questo perché hanno fatto sì che io non mi sentissi diverso il meno possibile. E adesso, soprattutto negli ultimi anni, quando torno a casa, no, da un evento, da un lavoro, da una collaborazione, e mi chiedono com'è andata, e io vedo proprio l'orgoglio nei loro occhi, cioè quello mi arricchisce tantissimo. E soprattutto per gli ultimi traguardi che Beh, loro- certo. Ma bro, come si chiama che la salutiamo? Emanuela, Un saluto alla signora Emanuela, che insomma... signora si offende. No, signora no. alla mamma più trap d'Italia. Grazie. La salutiamo. No, niente, La comunque. no, allora, io ovviamente non la conosco, spero di conoscerla a breve. E ho notato subito però che tu hai un modo speciale, come tutti, però la vedevo che per te è un punto di forza molto importante. Assolutamente, perché comunque, sai, quando da piccoli nasci con un problema fisico come il mio, io credo che il rapporto con la mamma sia ancora più forte perché appunto non stando neanche in piedi nei primi anni di vita, io ero sempre, sempre, sempre attaccato a lei e quindi questo cordone ombelicale si è fortificato nella realtà tantissimo e quindi ancora adesso c'è questo rapporto meraviglioso che Certo, c'è sempre. ma i social, lei non ha mai avuto paura che ti buttassi così? O è sempre stata d'accordo, anzi, o era la prima che ti diceva vai bro, spacca tutto? Ma ti dirò, ovviamente i primi tempi, sai, quando non si sapeva ancora di preciso dove sarei andato, che cosa avrei fatto, è sempre stata molto, non dico dubbiosa, però comunque forse non pensava che, cioè, tutti mi vedevano come lo stilista, no? Come dicevamo prima, e quindi era tutto molto incentrato su di quello, però mia mamma mi ha sempre detto una cosa, eh, mi chiede sempre se sono felice. E col lavoro che faccio adesso lo sono tanto, quindi vedo che anche i miei genitori sono tanto felici con me. Questo è importantissimo, questo è importantissimo, mi fa strapiacere che hai condiviso questa cosa con noi perché sto imparando anch'io, bro, vengo anch'io da un infortunio, ti ho Ma ho raccontato. visto, infatti ti dico, Nulla di minimamente vicino a quello che ovviamente hai sofferto tu, ma bro, io ti dico la verità, quando mi disperavo poi vedevo certi amici miei che magari avevano problemi più hai gravi capito. e mi Beh, sentivo piccolo così, mi è sentivo. brutto da dire, però bisogna sempre entrare nell'ottica che c'è sempre chi sta peggio, Purtroppo sì. purtroppo, e quindi quello che noi possiamo fare è tenere alte le vibes, Vi quindi dico io cosa dovete fare. Cosa dobbiamo voce. fare? Io Sentiamo direi la che voce. dovete primo aprire la bottiglia che vedo da qua in alto. E io Aia. sono assolutamente Aia. d'accordo. Da buon Veneti, da dove sei Ricky? Vicenza? Vicenza, la Trap City, andiamo, Eccola. let's go! Ci tocca tenere la bottiglia E nascosta. poi Ricky, ho una domanda per te. Certo, finché io mi preparo, dimmi pure. Allora, ma con tua mamma hai sempre avuto questo legame così stretto o anche per te ci sono stati dei momenti in cui magari anche durante l'adolescenza non ci andavi d'accordo oppure anche magari ti poteva anche dar fastidio il suo supporto? Ma noi litighiamo tutti i giorni in realtà, però la cosa bella è che poi fondamentalmente abbiamo due caratteri forti e quindi magari ci scontriamo, però poi come ci scontriamo ci rincontriamo sempre. E la cosa più figa è quella, secondo me. Poi chi è che non litiga con la mamma, ragazzi? Ma vedo una cosa molto bella tra le tue mani, possiamo spoilerare che cos'è o non possiamo dirlo Allora, perché... possiamo dire che è un vino. Del vino, adoro! Ricky mi ha raccontato Ok, che gli let's piace go. molto bere. Non esageratamente, però gli piace. Ahimè, sono veneto, ragazzi, cioè capitemi. Oh. Che bel botto! Dicono che porti fortuna. E poi in vino abbiamo detto Veritas, e ora Veritas. iniziano i problemi, ne sono sicuro. Ok, facciamolo. Poi c'è qua la seconda puntata e la seconda bottiglia di vino che beviamo, quindi questo, questo non so se è un bene o un male, attenzione. Ma sì, dicevamo proprio con voce il vino Veritas,
Quindi voce, brindiamo anche alla tua. Esatto. Cin cin. Ma poi domanda, cioè, che prima parlavamo della mamma, io mi immagino sua mamma che dice: sono le 3 del mattino, mio figlio è fuori a far festa, a andare al concerto. Ma io ti ho visto in serata, bro, tu non ti fermi un secondo. No. Tutti che ti chiedono foto, tutti ti chiedono come mai sei qui, l'artista che si ferma e ti saluta. Questa è una cosa molto importante. Sì, io con gli artisti instauro sempre un bellissimo rapporto, credo sia importante dirlo, perché cioè, io percepisco molto la sensibilità anche negli altri. Ho sempre avuto la fortuna in questo lavoro di trovare persone con un cuore altrettanto grande che mi hanno accompagnato, che sento, che diventano poi amiche anche, no? Amiche, amici, e quindi è sempre molto bello questo scambio reciproco di positività. Sì, assolutamente, ma poi una cosa che ci tenevo a dire, soprattutto che io quando l'ho conosciuto in serata. Giusto. Quindi cioè, ho visto un'energia pazzesca, sai quella positive vibes che tu senti, wow, guarda sto ragazzo che è qui in mezzo, se ne Che fotte di carino che tutto. sei, grazie. Ma veramente, Mi bro. piace sapere che ti ho dato quell'impressione. Ma assolutamente, bro, io organizzo eventi, guarda, ho i brividi a parlartene, perché io organizzo eventi da tanti anni e chi mi segue, quella piccola community che ho, che mi segue di Venezia, i ragazzi sanno che io sono uno che, bro, se qualcuno è in difficoltà, però la cosa bella è che non serve, perché tu, appena una persona arriva, hai un sorriso grande così, sei super felice di essere in quel posto, Sì. quindi... Sai, perché magari per un organizzatore sta arrivando un ragazzo che magari sai alla sedia così, vai un po' a disagio. Panico, Invece sì. io ero E io arrivo felicissimo. e dico, ragazzi, allora, qua, chi è che comanda? Fare il posto? No, però raga, è anche vero da dire, però tu hai detto tutte cose super belle su di me, ma io raga potrei dire altrettanto di lui, perché vedi subito l'accoglienza se è fatta con il cuore oppure no, e nel suo caso era veramente fatta col cuore. Quindi ora sai cosa facciamo, bro? Un brindisi Brindiamo alla nostra, grazie Ricky. e via. Alla tua. Questo è il secondo ospite che brinda con me, e quindi non vorrei che mi vedessero come un ubriacone, però a me piace bere, raga. Se ne faranno una ragione. Bene, saranno già passati i primi 15 minuti. Per ora va tutto bene, sono super contento di essere qui col mio amico. Occhio che adesso l'inculata dietro l'angolo. Aspetta. Si sta già preoccupando. Aspetta. Perché quando ti dicono così c'è qualcosa che non va da un momento all'altro. Poi oggi la nostra voce, cioè, è ancora ambigua, non si capisce se è di qua o di là, non si capisce. Per voi? Sono di qua o di là? Secondo me sei più di qua. Dalla tua parte, vero? No, secondo me è più della tua. Che cazzo. Non abbiamo capito niente. Io dico dalla tua, tu dici dalla mia, e nel dubbio Io sto sopra in di- centro. Allora, Io sto raga, nel per chi mezzo. si è appena connesso, siamo qui con il Disabile Trap. Esatto. La persona... Adesso farà un rutto nazionale in No! diretta. Ho proseccato, ho bevuto una coca e ci siamo scofanati tipo 150 piatti di sushi. Cioè, È vero, no, abbiamo... possiamo mostrare la foto in diretta? Sì, puoi farla vedere. Allora, Raga, no, Ricky oggi è arrivato qui di corsa, poverino. Stavo E, svenendo. e mi ha detto, bro, devo mangiare. Non so se si vede, ma questa era la situazione di prima. Cioè, cibo ovunque e Ricky in mezzo che mangiava. Io che mangiavo scofanando, fregando. Mi fa, bro, devo mangiare per forza perché così mi sciolgo. Giustamente. Infatti si è visto. Credo che abbia funzionato. Comunque sì. Brother, è arrivato il momento. Eccola. Io cercavo di dire Secondo oggetto. terzo amore ormai. Terzo, hai ragione. Mamma Cavolo, è mia. già passato tutto questo tempo. Il vino, Dai, bro. procrastiniamo un altro po'. Allora, Nel mentre, Come mostraci va? la foto. La mostra foto Ce l'hai di mostrata? Riccardo? me che mangio. Sì, sì, vai. Avvicina un po', ancora. Eccolo qua. Hai mangiato poco, Ricky, eh? E Ricky poi ha trovato il compagno giusto perché io sono uno super di bocca buona, come si vede. Quindi ho dovuto per forza. Ricky, ci sei? Oh, attenzione! Sbam. Questo è un oggetto. E via. Sto oggetto qui, bro. Sensibilizziamo la cosa. Sensibilizziamo che è comodissimo e lo vorremmo tutti, sì, potete dirlo. Ma no, voi non potete, oppure... Beh, secondo me, come hai detto te,
lo vorrebbero in tanti, Sì, in certe occasioni. per certe occasioni sicuramente. Raga, ma a chi l'avete rubato? A una povera signora questo pass? Dai, siete crudeli. Non è stato rubato a nessuno, solo in prestito. In prestito. Perché sapete che c'è chi lo fa. ma immagino che... Questo lo tagliamo dopo, vero? No! Ma guarda bro, sicuramente c'è qualcuno che fa il furbo. Ma bro, sincero, quella lì, cosa sta a indicare per te? Tu vedi questo Ma cartellino? che cazzo mi frega, cioè nel senso è una cosa come un'altra, è come tu che hai un tatuaggio, cioè alla fine Numero 1. basta, c'è un tabù, questo lo vorrebbero tutti. Lo vorresti? Dillo. Soprattutto Dillo in che lo vorresti. Italia. In Italia poi ciao, goddamn. No, questo... scusate, questo è il brutto Salute. trap, grazie. Grazie, cioè, ovunque tu sia. Comunque, raga, questo, ok, non ha nulla di cui vergognarsi. Cioè, sfatiamo questo mito che carrozzina uguale tu sei sfortunato. Cioè, no. Hai ragione, No, hai ragione. perché io mi reputo molto più fortunato di tante persone che non hanno niente a che fare con una carrozzina. Quindi, qualsiasi sia il tuo problema, la fortuna te la puoi sempre creare. Hai sentito? Sei d'accordo? Assolutamente, bro. Anzi, ti dirò di più. E secondo me questo fogliettino qui, diciamo, che sicuramente è della nonna di qualcuno del team, secondo me un simbolo molto importante, perché lo vedi ovunque. È un simbolo che lo noti dappertutto. Ma te ne ho tirato fuori perché volevo farti una domanda che l'altro giorno ho visto nelle storie, che raccontavi di un episodio non molto carino. Non so se eri in treno, in autobus. Come sono i servizi pubblici italiani? Li hai mai usati a livello... Allora, io... Come ti trovi te? No, sincero, è una cosa che non so veramente. Ma ti dico, io ho sempre avuto tutto sommato la fortuna, a parte per qualche raro episodio, di essermi trovato molto bene. Io per esempio nei treni usufruisco di un servizio che vorrei sensibilizzare, tra l'altro, che può tornare utile a moltissime persone, che si chiama Sala Blu. Chiamando questo servizio di assistenza, tu hai appunto l'assistenza nella salita e nella discesa del treno da degli addetti che ti accompagnano con una sedia a rotelle o comunque con quello di cui tu hai bisogno fuori dalla stazione. Bellissimo. Dentro nel treno e fuori dalla stazione. E devo prenotarlo sempre questo servizio. In aereo mi sono sempre trovato benissimo, però capisco anche che non sia così accessibile perché per esempio in molte città le metro piuttosto che certe stazioni di vari automezzi non sono accessibili perché magari hanno scalini, barriere architettoniche, quindi l'unica cosa che davvero pesa e fa la differenza non è questo in sé che è una comodità. Quello che pesa e fa la differenza sono le barriere architettoniche, ma anche le barriere mentali della gente che ancora pensa, poverino. Sì. L'altro giorno mi ha fatto un po' un certo che no, perché era al centro commerciale che facevo un po' di commissioni, c'era questa mamma con la figlia mi guarda e fa alla mamma, poverino. No. Sì, diciamo che dopo qui dovremmo prendere un discorso lunghissimo e partire dai genitori, capito, da un casino di cose. Dopo lì stai la persona, ormai anche la TV, le serie, siamo poco sensibilizzati su questa cosa. Sì, ma più che altro, bro, cioè nel senso, è proprio quello il cambiamento che vorrei portare io, no? Cioè il cambiamento è essere disabile può essere figo. Cioè sai a quanti live puoi entrare nel backstage? Quindi... No, raga, questa frase è bellissima. Essere disabile può essere figo. Mamma, domani giuro, mi sveglio, faccio una storia e dico essere disabile può essere figo. Bellissima, Cioè, belli, bisogna bravo. vivere Dammi il così, 5, bro, così, sei il numero uno, bro. così, Sei il numero uno. sempre, tutta la vita. Questa cosa è molto trap, ragazzi. Cin. Grandissimo, bro. Facciamo cin alla nostra. E alla voce. E alla voce. Eccomi. Comunque io volevo dire, quindi la cosa principale è non focalizzarsi su cosa non si può fare, giusto? Ma su cosa si può fare, perché in tanti guardano più su quello che tu non puoi, cioè tu quello che non riesci a fare, giusto? Ma sì, dopo dipende anche dalla persona che hai davanti, perché comunque c'è chi si focalizza più su quello che non puoi fare, ma c'è anche chi si focalizza su quello che puoi fare. Sono visioni, Esatto. modi diversi, assolutamente. Ma c'è qualcosa che secondo Questo te... comunque è un bel messaggio che secondo me è giusto portare avanti. Assolutamente, assolutamente. Ma brother, domanda.
Ma ti manca qualcosa? C'è qualcosa che tu vuoi fare, che a breve farai o che vorresti fare? Sì. Ti manca qualcosa? Ti vuoi spoilerare qualcosa? No, che allora praticamente ti spiego. Tasto sensitive della serata. Allora, Ta-na-na-na. mm, non ho mai avuto la fortuna di camminare sulle mie gambe e per questo motivo mi sono sempre sentito non autosufficiente, no? Perché ti fanno credere quello. Certo. Tu dopo un po' che una persona ti dice una cosa, sai, inizi col credere a quello che la persona ti dice. E allora io ho deciso di trovare la mia strada di autonomia e guardando i miei amici, quello che fanno loro, che cos'è che mi manca, dicevo, per essere come loro. Una sera di gennaio dell'anno scorso viene questo mio amico a casa mia, lo accompagno in uscita al cancello, vedo che parte con la sua macchina e io dico, cazzo. Ecco cosa mi Ma manca. vuoi vedere che posso fare la patente? E quando io dico vuoi vedere che posso fare una cosa, in 2 giorni io avevo già tutto pronto, avevo fatto le carte, chiamato tutti quelli che dovevo chiamare, prenotato la visita, che mi avrebbe detto appunto se potevo o non potevo fare la patente. Questo mio amico all'epoca mi ha accompagnato, è stato con me tutto il tempo in sala d'attesa, mi ha tenuto la mano perché avevo tanta ansia e tanta paura che mi dicessero che non potevo farla perché ci sono tanti ragazzi con disabilità che purtroppo non possono farla. Nel mio caso io potevo farla, quindi praticamente l'esito di questa visita è stato super positivo. E, mi sono iscritto a scuola guida, ho sostenuto l'esame teorico della patente, quindi l'esame teorico al primo colpo ho passato, tutto bene. Beato te, bro, ho fatto 6 esami io. Davvero? Per passare, 6 esami. Pensate quanto ignorante Giulione. 6 esami ho dovuto No, fare. il teorico è andato bene al primo colpo. Bene, super E bene. sinceramente non me l'aspettavo, tanto che c'ho gioia pure. Cavoli, sono sempre più vicino. Poi purtroppo a dicembre ho fatto la parte pratica per la prima volta e non è andata bene. Sono stato bocciato alla pratica e adesso, dopo tanti mesi, ho avuto il coraggio di riprovarci e adesso non so quando uscirà la puntata di preciso, ma potrebbe essere che quando voi state guardando questa puntata io abbia già il risultato. Quindi Brother, incrociate le dita per me, in bocca al fidati lupo, incrociamo le e dita. via, Sei un grande, perché veramente. questa cosa mi cambierebbe tanto la vita. Cioè, nel Ma ho senso, visto che hai già fatto delle guide anche. sì, Ti vedi tra un mesetto andare in giro, fare i tuoi giri senza dover magari spostarti in. Poi secondo me, a parte che. sai cosa? La figata è non doversi sempre appoggiare agli altri. La figata è dire voglio andare in quel posto, voglio andarci da solo, ci vado adesso, ci vado dopo, ci vado quando voglio. E quello è quello che la libertà di movimento mi ha un po' limitato. Tu sei del 98, giusto? Sì, Quanti anni hai? 24. 24 anni. A 24 anni comunque vedere come tu la stai vivendo, bro, sei un esempio per tanti Cioè, ragazzi. ti dico, Veramente. non è che non ci stia male, perché ti dico la verità. Questo è il mio limite, per esempio, che magari può essere derivato dalla mia disabilità, come anche no. Però il fatto che comunque io abbia visto che posso guidare con le mie automazioni e tutto quanto, ho già la mia macchina e tutto. È un'altra cosa. Ti senti anche più, no? Ci Sì, porterai a fare un giro quando sarà il momento? assolutamente sì. Poi al ritorno guidate voi perché io berrò probabilmente. Bravo. Guidate voi. Bravo, bravo, bro. Bene, Guidare responsabilmente, grandissimo. sempre. Bene, bro, veramente, guarda, intanto il tempo sta volando perché è veramente piacevole parlare con te. Anche per me. Sei una persona super, super aperta. Io quando ho chiamato Riccardo per questa puntata, gliel'ho detto molto chiaro, faccio brother, guarda che noi lo facciamo non per fare numeri, diventare famosi o influencer o questo, quello. Lo facciamo perché siamo un gruppo di amici che si sono riuniti, abbiamo creato questo podcast perché vediamo e sentiamo bisogno di intrattenimento a Venezia, Padova, Treviso, Veneto, Certo. quello che è. E ripeto, non ci soffermeremo ovviamente solo su personaggi del Veneto, però ci tenevo tantissimo di parlare con te, di fare una chiacchiera, spiegare Mi rende felice. chi è Riccardo, perché sei sempre stata una persona super squisita, quindi io questo viaggio qua lo voglio fare solo con persone speciali, quindi
E via. Ricky è il numero uno, veramente. Grazie. Bro, sei fottuto, bro. Oggetto, Oggetto. Vediamo se ci arrivo all'oggetto, perché la mia mano aveva finito Aspetta il che ti campo aiuto. di posizionamento. Raga, Aspetta ma che li ti hanno aiuto. messi scomodissimi gli oggetti, denuncia nazionale, ve lo dico. Sottobanco. Vediamo un po'. Vedi che non è semplice, perché da casa sembrerà semplice, ma credetemi c'è una morsa. Cos'è caduto? È caduto un oggetto, non ti preoccupare, Non lo ho raccolgo io. guardato, Non guardare. giuro che non ho guardato. Mi avete visto, sto guardando di là, fisso. Guarda, ce n'è uno qui. Ok, aspetta, arrivo. Ok, cos'è? Attenzione. Attenzione. È un, No. è un filo quello. Quello è un filo. È un no, ti giuro, pensavo fosse un qualcosa di vicino. No. Guarda bene, tocca ancora. Eccolo qui. Oh. Che ansia. Sì. La mano di Giulio è un oggetto. Sì. Sei tu. Attenzione. Cosa devi dirmi? Attenzione. Che idea. Che Questo bello. cos'è una catena, un legame, Sì. una catena. No, cos'è? Un bracciale. È un bracciale tutto intrecciato. Sì, diciamo che a me ricorda molto i legami, no? I braccialetti. Sì, la catena così. Che bello. Cosa ti ispira questo? Mi ha fatto ridere comunque il fatto che lui ha tirato prima il filo. Che cos'è? Cosa ne pensi, bro? Cosa... Ma io ho pensato subito al trap quando l'ho visto. Questo è Ice. Dove sono i miei diamanti? Scherzo. Cos'è sto ice? Cosa stai? Dice. No, ma i legami No, quello sono penso che... importantissimi. Esatto, per te l'amicizia. In questo percorso che tu hai fatto... Importantissimo, bro. Importantissimo. Io dico sempre, se non c'è amicizia, non c'è amore. Nel senso, amore e amicizia viaggiano in parallelo, e gli amici e le persone giuste che ti spingono a capire che puoi farcela sono fondamentali. E davvero senza non ce la si può fare. Poi hai fatto tante amicizie sui social anche. Sì, perché i social possono essere anche... Allora, oddio, più diventi conosciuto, più dopo fai fatica anche a fidarti delle persone. Certo. Perché non sai mai quale sia il loro modo di vedere le Però- cose. E io, diciamo, negli ultimi anni mi sono dovuto, per necessità, indurire sempre di più, perché comunque cioè, gli approfittatori sono dietro l'angolo, ma allo stesso tempo sono dietro l'angolo anche delle bellissime persone con cui comunque, come dicevo prima, non nasce soltanto un rapporto lavorativo, ma nasce anche una bellissima amicizia e un bellissimo rapporto di collaborazione nella vita. Ma io penso, cioè, ricevi tanti messaggi di persone che magari hanno un messaggio di Sì. conforto. Sì, perché dai, comunque cercano di essere magari sollecitate anche a riprovare nel caso le cose non gli siano andate benissimo al primo colpo. Ultimamente però sai cosa sto facendo? Sto cercando ovviamente di dare sempre positività, ma allo stesso tempo di trarre amore dalle persone che mi seguono in maniera molto diretta e più esplicita, della serie. Raga, oggi vi dico la verità, io ho bisogno di forza. Oggi tocca a voi darla a me, ed è un bellissimo modo per interagire con il tuo pubblico, secondo me, perché li fai sentire molto coinvolti nella tua realtà. E per me coinvolgere il pubblico che mi segue è fondamentale, cioè è importantissimo, ed è una cosa che trovo davvero, davvero, davvero chiave. Ricky che è diventato un creator digitale, diciamo che su TikTok vai forte, bro. TikTok mi spinge molto nel senso che ho la fortuna di poter portare il mio messaggio ad un pubblico che non è più soltanto italiano, ma è mondiale. Infatti, praticamente tutti i miei video su TikTok non sono parlati, ma parlano il linguaggio che io chiamo il linguaggio dell'amore, perché è un linguaggio che può essere comprensibile dall'America alla Cina all'Italia senza nessun bisogno di parole, perché parlo con i gesti, faccio capire che la difficoltà Sì, può essere battuta. diciamo che è abbastanza ampio il mondo, Sì, no? Di sì, sì, TikTok non è soltanto nazionale. ti dà un'ampia visibilità. Ma posso chiederti, riguardo l'amicizia, pensi che nessuno abbia mai sfruttato la tua amicizia per la posizione di dove sei tu, di dove ti trovi, di quello che fai, anche magari proprio della tua situazione personale? Purtroppo questo succede tutti i giorni, nel senso che succede che magari delle persone ti si avvicinino solo per quello che tu fai vedere di essere,
Cosa sta succedendo? Io, io sto ridendo perché è caduto un oggetto, quindi c'è uno del nostro No, team. raga, no, Attenzione a noi. C'è uno del nostro team che è entrato. in questo studio sta succedendo non infilarlo troppo lontano. L'hai messo, bro? Sta Ok, succedendo grazie. di tutto, ragazzi. Eccoci, scusami. Comunque no, dicevo, capita che le persone magari ti si avvicinino non solo per la posizione in cui tu sei o comunque quello che tu fai vedere di essere e dopo realmente non sono così interessate a te. Però, cioè, li sgamo abbastanza subito ultimamente. Vabbè, ormai tu ormai hai capito. Cioè, sì. Assolutamente. Anche se ti dirò è sempre brutto venire a scoprirlo. Diciamo che purtroppo è anche il gioco, no? Sì. Diciamo, è il game che ti permette, quando ti butti, Esatto. no? Ti butti così. Sta a te capire, Esatto, assolutamente. perché all'inizio non è semplice, però penso che dopo, quando inizi a avere a che fare con sempre più persone, inizi un po' a capire chi è là per il bene, Esatto. chi è là per sfruttare, chi è là anche per il male, perché tanti si avvicinano anche per fare, prendimi la parola, del male. Può essere. Sì. Guarda, prima Riccardo secondo me parlava una cosa che mi sono reso conto, dopo ci dirai di più te, bro. Sei una persona che subito diretta. Cioè appena siamo arrivati, c'è subito là, guarda che è così, 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 colà, e subito lo capisci che persona è. Quindi Sì, è vero, è vero. difficilmente una persona ti vede o ambigua o Sai, comunque... cerco sempre di essere molto sincero, nel senso che diciamo che non so nascondere troppo bene quello che penso o quello che provo in quella sensazione, in quella situazione, e quindi sono molto... come mi vedi? No, ma veramente top. Riccardo è stato, secondo me, una scoperta nuova, non solo per me, ma anche per i ragazzi che, ripeto, si ritrovano a vedere Riccardo che viene agli eventi live. Sta cosa è molto figa, bro. Ma io spero sempre che possa essere un bel life motive, no? Un po' per tutte le persone che dicono, cavoli, supero anch'io i miei limiti, mi ha fatto venire voglia di superare i miei limiti. Assolutamente. Capito? No, ma lo vedo, bro. Vedo, ripeto, dalla tua faccia quando sei sopra il palco o comunque sei in backstage, sei lì, veramente super, 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 super Che bello positive vibe. sapere che mando questo mi rende felice. No, assolutamente, perché garantisco. magari tu parti da casa dicendo cavolo, vado là, li romperò e questo, invece no, raga, veramente, Ricky è il numero uno, è molto autonomo in tutto per tutto, scusate il gioco di parola, ma è veramente pazzesco, veramente, grazie ancora Ricky. Allora bro, ti dico la verità, 2 cose non abbiamo fatto. Una, dobbiamo riempire i bicchieri che qua... Sono d'accordo, ma anche tu però, Sì, no bro, anch'io ovvio, assolutamente. ti vedo. Poi non ti ho chiesto, tu gli sport come lo vedi? Che magari non praticandolo... No, beh, io... Esatto, eccolo là, fermi eccolo là. tutti. Vado in palestra 2 volte a settimana o comunque appena ho un momento libero, perché con il lavoro che faccio molto spesso capita che, vabbè, lo sapete, sono impegnato, però appena ho un momento libero vado in palestra, perché è una cosa che proprio mi fa sentire bene con il mio corpo, mi sfoga tantissimo ed esco dalla palestra che sto bene, che sento tutto vivo il mio corpo. Poi ovviamente faccio una serie di massaggi, trattamenti che mi danno una mano a fortificare i muscoli, e che fa parte anche questo del benessere fisico, no? Che, raga, ricordiamoci, è importantissimo trattare il nostro corpo bene e amarlo per quello Esatto, che raga, è importantissimo Ma trattare. va bene, perché se il tuo corpo ti chiede di mangiare, mangia, se ti rendi conto di Guarda. quello, fallo, capito? Cioè, finché non fai del male agli altri e stai bene con te stesso, Ma sì, infatti io sto da Dio come se... È che è da, ovviamente... è da 20 anni, bro, che sono a dieta, non capisco. Però ovvio che fare attività fisica la consiglio sempre a tutti, anche proprio come sfogo mentale, perché sicuramente fa benissimo ed Ti ha è... aiutato tanto a te, no? Ma certo, sì, mi aiuta molto anche a fortificarmi proprio. E poi dai, i risultati è sempre piacevole vederli, perché comunque dici, cavolo, loro sono sulla strada giusta. Eccolo là. Ricky è anche Ricky il E lo dico palestrato. con questa panza nazionale Beh, di uno che ha dopo appena... tutto quel sushi Esatto. serve un po' di palestra. Esatto. La vocina non si dimentica di niente. Dopo tutto La quel vocina sushi, capito? Non gli sfugge niente. Niente. God damn. God damn. Allora, raga, niente. Vabbè, bro, stai parlando prima stavamo parlando di trap, hip hop. I tuoi artisti preferiti a livello internazionale?
Ma a livello internazionale a me piace anche molto il pop, Ok, quindi ti direi Rihanna, fantastica. che io ho sempre adorato fin dalle medie, cioè io ero un super fan. E poi dai, mi piace moltissimo anche Travis Scott, mi piace moltissimo anche nell'Italia abbiamo dei grandi Madonna, in nomi, Italia stanno crescendo molto Mi piace adesso. molto la trap italiana, devo dire la verità, mi piace molto la trap italiana. Bro, sei disabile trap, ci sta. Mentirei se dicessi il contrario. E saluto tutti i miei amici trapper, ciao amori miei, see you later. Non Gra- perdiamoci, abbiamo un ultimo oggetto. Io che Attenzione! cazzeggio palesemente cercando di farvelo Allora, No, dimenticare. no, 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 no. io conosco un po' gli oggetti, quindi so già l'ultimo Allora, oggetto. scusate, però io farei un torno indietro. Vai, Avevamo i legami, e abbiamo attenzione. spiegato. Il pass rubato alla povera nonna di non so chi, comunque tornerà al mittente, mi assicurerò che questo accada. Poi Ovvio. avevamo la foto con La foto, la mamma esatto, che la salutiamo. e avevamo tessuto. il tessuto. Dopo tutto questo, Allora, ti dico, l'ultimo oggetto è una cosa che abbiamo già parlato, però sappiamo che per te è una cosa super importante, che so che tu ci tieni ad averla, ok, ok? Quindi, siccome so che è l'unica, vedendo il tuo profilo, conoscendoti da un po', seguente, vedo che è una cosa che tu veramente, l'altro giorno mi sono entrato nel suo profilo Instagram, No spoiler. va bene, no, cerco di non spoilerare. Entro nel tuo profilo, vedo te in disperazione. Disperato, no, cosa sta succedendo, Ricky? E invece è proprio il tuo mood di dire alla gente, raga, oggi mi sono svegliato e ho questo pensiero in testa. ok. Quindi Ricky, metti la mano sotto, vediamo se ti posso aiutare intanto. No, non è questo. Sì, sì, questo ce l'ho in mano. Ok, se ce l'hai in mano ci siamo, già capito? Sì, esatto. Bro, quanto ci tieni? Tanto. Queste sono delle chiavi di una macchina. Posso farti una domanda? Sì, sì. Prima che tu vedessi il tuo amico, appunto, che dicessi, guarda, io quello che mi manca penso sia proprio prendere la macchina Sì. da solo e andare via. Ma prima che tu vedessi quella scena, che cos'è che non ti spingeva a farti la patente? Bella domanda. Ma magari... non so, cioè... Magari forse la paura inconscia di non farcela, che mi limitava. Ma forse anche il fatto che ti ha spinto a avere questa, come si dice, questa voglia di mettersi in gioco in tutto per tutto, no? Da partire da lo stylist, da partire da le amicizie nuove, da partire da un percorso che stai facendo a livello anche tuo personale, che è la palestra, che è insomma creare dei video per TikTok, crescere così di numeri importanti. Secondo me è stato tutto un insieme, no? Diciamo che è l'ultima cosa, giusto che... Ma sai, questo proprio mi manca. Nel senso che tutto il resto, cioè, sono felicissimo che ci sia, è la mia vita, è la mia felicità, è la mia quotidianità che non cambierei con nessuno. Questa cosa ovviamente, sai, è proprio il mio, cioè, il giorno che io avrò la mia patente in mano dirò, cavoli, è come se avessi imparato a camminare. Bellissimo. Perché davvero, cioè, il valore per me è quello, capito? Cioè, per me quel giorno è come se tipo qualcuno mi dicesse, ok, sei pronto a volare? Perché per me muovermi per lunghi spazi, come la macchina ti consente, senza fare fatica, è una cosa che non ho mai provato. E che quando l'ho provato ho detto, wow. È ovvio che quindi, cioè io la vivo forse un po' diversamente dagli altri, nel senso che, eh, cioè, non avendolo mai provato, ok, avendo la possibilità adesso di farcela, di provare, ho una voglia incredibile che succeda e quindi la vivo con una grande voglia di, allo stesso tempo paura, che sto cercando di scacciare in tutti i modi, e allo stesso tempo devo farcela. Però Per- io penso che tu hai superato anche paure più grandi di questa, o no? Questa è tra i primi posti, però, sai. Sì, Io la metterei in top 3 questa. Però non è
uno dei tuoi ultimi obiettivi? Assolutamente no. Assolutamente. E Ricky è senza frontiere, ragazzi. Qui stiamo percorrendo soltanto l'inizio di una scalata dove fino adesso Ricky è stato perfetto. Anzi, purtroppo, bro, è finito il tempo, ci dobbiamo salutare. È stato veramente bellissimo fare due chiacchiere con te. Ci tenevo Anche tantissimo. per me. Veramente ci tenevo tantissimo. Spero che insomma, questo tuo messaggio sia arrivato non solo a quelle persone che hanno bisogno di una forza in più, ma anche alle persone che non sanno veramente come si vive da questa parte. Io spero che da casa sia arrivato questo, da me è tutto e ricordatevi sempre ragazzi che potete farcela anche quando gli altri vi dicono che non potete farcela. Grandissimo. E questa puntata, scusa, Vai Ricky. la dedico a tutte le persone che hanno voglia di fare qualcosa ma che allo stesso tempo hanno paura di farla. Perché se ce l'ho fatta io, tu che mi stai guardando, spaccherai tutto. Raga, Ricky è veramente il numero uno. Saluto la voce fuori campo. Ciao, Grazie voce. Ricky, guarda che Ciao. qua ci hai caricato tantissimo. Grande voce. Un saluto ancora a Ricky e grazie a tutti di averci seguito. Ci vediamo lunedì prossimo per la prossima puntata. Grazie ancora Ricky. Ciao. Gang. Gang gang.